Ticket sanitario, il no del Veneto. Nella nostra regione non scatterà il balzello di 10 euro sulle prestazioni specialistiche come previsto dalla manovra finanziaria. Dunque domani anche alle casse delle USL 7, 8 e 9 si pagheranno ancora 36,15 euro. Oggi ho assunto la decisione di non applicarlo, quantomeno in via prudenziale, anche perché non ne sappiamo né non ne conosciamo la ricaduta sui cittadini. Il Veneto disobbediente ha deciso di continuare, almeno per il momento, la rotta già intrapresa senza super ticket e addizionale IRPEF. Una gestione che, nonostante tutto, gli ha permesso di chiudere il bilancio con un saldo positivo di 12 milioni e mezzo di euro. Per quanto riguarda il ticket di 25 euro sui codici bianchi del pronto soccorso, invece, il Parlamento arriva tardi. A Treviso già si pagano gli accessi impropri, cioè non urgenti, quelli che sarebbero di competenza del medico di famiglia e che spesso intasano la medicina d'urgenza. Salvati sul fronte sanitario, i trevigiani dovranno invece affrontare, già da domani, i rincari del bollo sul deposito titoli, qualora abbiano un portafoglio titoli superiore ai 50.000 euro. Il superbollo per le auto di lusso sopra i 225 kW, le mega multe per i cartelloni abusivi. Il prelievo sulle pensioni d'oro partirà invece dal 1° agosto.